Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con la velocità da parte di Forest Dei Room che cavallo numero 3 a Stecca di Mar squalificato. Che insiste, poi Daphne Rock, strappo iniziale con l'errore di Forest Dei Room, passa Zingaro Gad dopo cavallo numero 5 Forest Dei Room squalificato. 14-1 addirittura con la partenza con i nastri. Zingaro Gad al comando nei confronti di Daphne Rock, poi cavallo numero 1 Frankie Bright squalificato. Ben-Hur Risaya TRGF ancora Commander Lake, poi Aaron del Ronco, BB King dei Veltri e Flambeau del Prino. 29-3 i primi 400 metri di corsa veloci, Zingaro Gad rallenta ora il ritmo, una volta presa la testa, 600 iniziali in 45-7. Muove all'esterno Aaron del Ronco che punta in avanti e cerca di risalire, c'è la mossa dalla corda da parte di Commander Lake che si libera venendo a fare la seconda pariglia. Aaron del Ronco intanto punta in avanti, 1-1-3 i primi 800 di gara. Zingaro Gad sempre in vantaggio nei confronti di Daphne Rock e Aaron del Ronco che ora è arrivato allo scoperto. In seconda pariglia c'è Commander Lake, 1000 metri iniziali in 1:17.2. Zingaro Gad continua in vantaggio in controllo su Daphne Rock. Aaron del Ronco, Commander Lake alla corda si è sistemato così, formidabile caffa avanti a BB King dei Veltri, poi Flambeau del Pino, 15-6 sotto alle tribune. Ora Aaron del Ronco non mette pressione a Zingaro Gad che può continuare ad andare piano e risparmiare più benzina possibile per l'arrivo. Zingaro Gad sempre in vantaggio su Daphne Rock e Aaron del Ronco, 16-3 addirittura la curva di destra, paletto molto lento. Zingaro continua in vantaggio, Aaron che ora prova a mettere un po' di pressione, muove in terza ruota Flambeau del Pino. Quando siamo al miglio di gara passato in 2-4,5 da Zingaro Gad che continua in vantaggio in controllo. Sempre di fuori con coraggio Aaron del Ronco che però non sembra far male. Daphne Rock chiusa in corda, Commander Lake in pariglia, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Zingaro Gad è in vantaggio nei confronti di Daphne Rock che sprinta al suo interno. Lo scatto di Daphne Rock, si difende Zingaro Gad, ci prova Daphne Rock. Daphne Rock passa e vince nei confronti di Zingaro Gad. Al terzo Aaron del Ronco. 1:16.9 il doppio chilometro, Daphne Rock allo speed, Matteo Zaccherini per Daniele Cuglini al training, i colori di casa della Limitless. La 7 anni da Oro Puro Bar, brucia allo speed il battistrada Zingaro Gad, di fuori tutta strada corre bene Aaron del Ronco che prende il terzo, quindi in numeri 2-10-8, probabile arrivo della seconda dall'Arcoveggio.